ho il compito di introdurre sulle attività della terapia intensiva neonatale, come si chiama di Carlo Sampiero, e dell'utilizzo di questa apparecchiatura altamente tecnologica che è stata donata dall'associazione che era l'Epsicam. Per cui, ecco, se andiamo avanti, la nostra terapia intensiva, una terapia intensiva che è stata ristrutturata recentemente, qualche anno, inaugurata qualche anno, per cui diciamo ha tutte le caratteristiche tecnologiche per assistere i neonati prematuri di qualsiasi età, oltre ad avere questi posti letto, come vedete, con la termoculla, classica termoculla, garantisce la temperatura, ha la possibilità di dare un supporto ampio spettro sia respiratorio che emodinamico, ma soprattutto ha la possibilità di un monitoraggio continuo di tutti i parametri invasivi e non invasivi che è possibile monitorare, per cui oltre alla frequenza cardiaca, saturazione, che sono le cose base, e respiro, possiamo monitorare qualsiasi tipo di parametro come la CO2 espirata, la pressione parziale di ossigeno trascutanea, possiamo monitorare continuamente l'attività elettrica cerebrale con un'apparecchiatura che ci dà un EEG continuo amplificato, abbiamo la possibilità di monitorare anche l'ossigenazione da qualche anno cerebrale attraverso un'apparecchiatura che si chiama NIRS e altre tipologie, ecco, di monitoraggi, per cui diciamo, la nostra attività è proprio questa, che ci consente questa struttura di appunto accogliere qualsiasi tipo di prematuro. Nel nostro caso, se andiamo avanti, la Regione ci ha autorizzato 4 posti di terapia intensiva e 6 posti letto di semi-intensiva, e l'attività che vedete riassunta al lato, appunto, che prevede i vari ricoveri che abbiamo avuto negli ultimi anni, fa vedere come nel 2019 abbiamo avuto pochi ricoveri, poi che sono aumentati nei vari anni. Questo perché, non so se sapete un po' la storia di Carlo Sampiero, aveva avuto un problematico importante nell'anno 2018, nel senso che la terapia intensiva natale è stata chiusa, se andiamo avanti, e per carenza di medici, e per cui a fatica è stata riaperta nel settembre 2020, e adesso diciamo siamo riusciti comunque a ricostituire un gruppo medico di 10 medici. Abbiamo appunto avuto anche l'arrivo di neonatologi, un gruppo medico sicuramente giovane ma entusiasta, e la riapertura della nostra terapia intensiva ovviamente sta mano a mano avvenendo in maniera graduale, con la collaborazione anche dell'azienda, perché l'azienda comunque ci trasferisce i neonati prematuri che magari non sono così piccoli quando arrivano da noi, no, posso dare la fase diciamo critica da loro, ma arrivano da noi e comunque possono essere seguiti da noi grazie anche alla presenza del professor Fermarocchi, perché appunto l'età in cui arrivano può essere l'età in cui c'è la comparsa anche di questa patologia che si chiama retinopatia del pretermine. Andiamo pure avanti. Il neonato prematuro, diciamo, nonostante i grossi progressi che ha avuto la neonatologia in questi anni, comunque va incontro a varie complicanze, come vedete qui rappresentato a sinistra, e quella di cui parleremo appunto oggi, se andiamo avanti, è appunto la retinopatia del pretermine. La retinopatia del pretermine è dovuta al fatto che il neonato prematuro nasce prima dell'età a termine, diciamo, per cui anche il suo occhio va incontro a degli insulti ambientali legati appunto al fatto che nasce prima fra tutti, per esempio, la luce. Il neonato in utero non è abituato alla luce, e la luce stessa può essere comunque dannosa per lo sviluppo regolare dell'occhio, per cui l'occhio, diciamo, non ha uno sviluppo normale, fisiologico, ma va incontro a vari insulti che possono portare appunto a questa patologia. Poi il professor Fermarocchi parlerà ovviamente in maniera più approfondita di questa patologia. Colpisce ovviamente il prematuro in maniera inversamente proporzionale alla sua età, cioè più piccolo il prematuro e più grave può essere e più frequente può essere la patologia. Noi monitoriamo e screeniamo neonati a partire dalla 32esima settimana in giù e da un peso di 1500 grammi in giù, quindi questi sono i neonati più a rischio. Perché sono a rischio? Perché purtroppo la terapia che mantiene in vita questi neonati può avere comunque delle complicanze. L'ossigeno, sappiamo, può essere tra virgolette tossico per l'occhio,
l'instabilità della saturazione, la ventilazione meccanica stessa che sicuramente salva i bambini può in qualche modo dare dei problemi insomma, alla visione di questi neonati e tutta una serie di altri fattori che abbiamo qui elencato. Andiamo pure avanti, l'incidenza varia da centro a centro, diciamo che in Italia, in Veneto diciamo che su 100 neonati prematuri sotto quell'età che abbiamo indicato, circa 20-25% hanno forme lievi, primo e secondo stadio, mentre 2, 3, 4% possono presentare forme più gravi. Come dicevo prima, all'epoca di insorgenza della ROP non è nelle prime settimane, nasce 26 settimane, non è nelle prime settimane di vita, ma compare verso l'età a termine, per cui in quelle settimane lì noi andiamo a valutare l'occhio attraverso un esame oftalmoscopico e andiamo a vedere se ci sono problematiche di questo tipo. Andiamo pure avanti, per cui la tempistica, come vedete, a seconda della settimana di nascita è diversa e cominciamo a valutare i neonati verso la 31esima settimana fino ad arrivare alla 36esima settimana in caso di 32 settimane alla nascita, e va fatto appunto attraverso l'esame oftalmoscopico indiretto, che adesso vi farò vedere come si fa, attraverso un caschetto che si mette l'oculista, oppure l'altra possibilità è quella di farlo attraverso la reticam, appunto, che abbiamo visto, siamo andati forse troppo avanti, e ancora un po' più indietro, la reticam, che appunto è questo apparecchio che è stato donato da poco dall'associazione e che va usata ovviamente da mani esperte, come nel caso del professor Marocchi a Campo San Piero. Andiamo pure avanti, ovviamente ci sono vari gradi di gravità della patologia, più la patologia è centrale, più grave è ovviamente la malattia, e poi ci sono gli stadi che adesso faccio solo vedere velocemente, ma non voglio descriverli in maniera particolare perché c'era poi il professor Marocchi che vi dirà bene. Stadio 1, in cui si vede una zona in cui la retina, c'è la linea che vedete sulla sinistra, la retina che non è vascolarizzata, oppure avanti, poi c'è un'evoluzione verso appunto la crescita di una cresta che definisce meglio ancora di più la differenza tra l'area vascolarizzata e non vascolarizzata, andiamo pure avanti, fino ad arrivare appunto alla proliferazione vascolare, che poi è la caratteristica del stadio 3, quel plus, che è una neoangiogenesi però diciamo che è aggressiva rispetto alla retina normale, e poi avanti fino ad arrivare al distacco della retina, che è parziale al quarto stadio fino al quinto stadio in cui è totale. Andiamo pure avanti, ritornando al nostro screening che facciamo appunto a tutti questi neonati. Andiamo pure avanti, possiamo fare con l'oftalmoscopio, questo caschetto che ha questa lente appunto posizionata davanti all'oculista, e l'oculista valuta il neonato mettendosi appunto davanti a lui, ed è una valutazione molto soggettiva perché appunto lui guarda, però non è possibile in qualche modo registrare l'immagine, oppure attraverso la reticam, che è questo apparecchio, andiamo pure avanti, che vedete qui, andiamo pure avanti. La reticam è un'unità mobile, diciamo, dotata di un monitor collegato a una telecamera che viene appoggiata sopra l'occhio del neonato e consente di visualizzare il fondo dell'occhio del neonato in tempo reale, e soprattutto, la cosa fondamentale, di fotografare il segmento anteriore e la retina, grazie anche alla lente che è stata donata, con un ampio campo di 130 gradi. Memorizza le immagini, quindi questo sicuramente è una cosa fondamentale, che possiamo andare a rivedere anche a distanza e possiamo documentare. Ovviamente è molto più significativo avere un esame in cui c'è una foto che dimostra quello che vado a descrivere. Come si diceva prima, ovviamente mi dà la possibilità anche di eventualmente poi un giorno di mandare le foto a un altro centro tramite la telemedicina e creare quella rete di cui si parlava, ecco, stamattina. Questa è una cosa che per esempio in America si fa abitualmente, quella di connettersi tra i vari centri
di scambiarsi appunto delle immagini. Sulla retica poi è possibile fare anche un altro esame, che è la cronoangiografia, somministrando al paziente un mezzo di contrasto, andiamo a vedere molto meglio quello che è la vascolarizzazione della retina e che grado è di patologia, come sta il neonato. Può essere usata anche nei neonati, nei bambini più grandi, per esempio nel bambino proposto materalmente, il bambino maltrattato. Abbiamo avuto anche un caso gestito con il professor Marocchi, un caso che è complicato, non si capiva bene, in cui c'era una retina con delle emorragie particolarmente strane e che alla fine appunto erano sottolegate poi a una assunzione da parte materna con di sostanze stupefacenti. Possiamo andare avanti. Quindi la retica è uno strumento utile al nostro reparto, che in mani esperte veramente dà grossi risultati, quindi ringraziamo l'associazione che siamo stati promotrice della raccolta fondi, che è stata sostenuta poi da privati, da ditte, con il contributo fondamentale ovviamente dell'Unione Gelattieri Italiani in Germania e l'Associazione di Veronesi del Mondo e Gelatteria di Cadore, e grazie anche appunto alla donazione della lente particolare di cui si parlava stamattina, omaggio appunto della ditta stessa che ci ha fornito la replica. E questa è un'immagine appunto del nostro reparto e del professore che sta lavorando su un neonatino che aveva una retinopatia particolarmente aggressiva. Queste sono le immagini che vedete sulla destra, quelle che si vedono sullo schermo della retina. Andiamo avanti. E questa invece sempre sulla destra l'immagine che si vede con la cronoangiografia, in cui si nota veramente come ci sia la differenza tra la retina vascolarizzata e quella vascolare. Qui c'è la collaborazione tra il neonatologo, che appunto assisteva il neonato che era appunto un'assistenza respiratoria, lo aveva sedato, e l'oculista che lavora appunto sull'occhio e con l'apparecchiatura della retica. Andiamo poi avanti, siamo in pochi, appunto si diceva tanti rispetto a altre regioni, però siamo in pochi comunque avere questa macchina. Forse mi sono dimenticato qualche centro, comunque c'è anche Campo San Piero appunto da poco ad avere questa apparecchiatura, e per cui insomma il nostro ringraziamento va in particolare all'associazione che si è fatta promotrice di questa donazione. Allora, grazie.